Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcio a 8, un cordiale saluto che vi giunge dallo Sport City di Trigoria, dove per la nona giornata del campionato di Serie A si affrontano questa sera una Roma Calcio a 8 ancora convalescente che ospita la Ragnatela Pub e Bacci Immobiliare. Placido che la perde, può ripartire Safri in contropiede, scoperta la Ragnatela, attenzione a Feola, la controlla, va col destro, rimane in qualche modo, il pallone rimane lì e poi forse commette fallo Feola, anzi no, attenzione, parte Lanzi basso, un tocco per Cardinali che va col destro e poi alla fine permettono alla formazione di Dupacchia di andare a conquistare un calcio di punizione già battuto, attenzione a Lanzi e il salvataggio di Pettinari sulla linea. Rimessa laterale già battuta, attenzione a Morezzi, limite dell'area, Morezzi da centro, il destro di Morezzi! Sull'attacco dei giallorossi, che ora riprovano con Klaus, attenzione il numero 11, salta Marinucci, ancora Klaus col mancino! Mentre ora Lanzi apre sulla destra per Cardinali, alza la testa il numero 7 che cerca il destro! E Goletti l'alza in calcio d'angolo. Goletti. Parte il numero 8 sul secondo palo, il colpo di testa schiacciato. Tombesi, attenzione, cerchio di centrocampo, il numero 11 salta due avversari, il pallone termina tra i piedi di Placido che gli rende il pallone ancora Tombesi. Goletti gli chiude la porta in faccia. Di Vasta, il tocco ora è per Cosimi, è un gran destro il numero 2, lo prova Cosimi. La rimessa con le mani per la Roma già battuta, mentre Feola viene anticipato di testa, attenzione un pallone pericoloso ma Cardinali parte palla a piedi per la Ragnatela, apre su Placido, il pallone messo in mezzo, D'Anversa la controlla e poi sul mancino di Cardinali il miracolo di Goletti, riparte la Roma in contropiede, c'è fallo su Maschietti e ammonizione per il numero 7 Cardinali. Dunque la touche per la formazione in maglia giallorossa, c'è un fischio del direttore di gara e attenzione perché Cardinali era già ammonito e si prende la seconda ammonizione in 2 minuti. Dovrà serrare le fila la Roma Calcio a 8. Morezzi sul punto di battuta, parte lui con l'interno destro, Goletti accanto al numero 8 per il tocco corto, Lanzi va sul secondo palo, Tombesi la controlla, il dribbling del numero 11, probabilmente arriverà il destro di Morezzi. Attenzione, parte il numero 10 sul muro e sul destro di Morezzi. Termina la partita allo Sport City 0-0 tra Roma Calcio a 8 e Ragnatela Pub. Oggi sapevamo di affrontare una squadra, secondo me, una delle più preparate del torneo. Stanno insieme da tanto tempo, giocano bene, si trovano a memoria. Noi ci stiamo riprendendo da un periodo un po' sfortunato e oggi, tutto sommato, un po' rammaricati perché abbiamo avuto metà del secondo tempo quasi in superiorità numerica, potevamo fare qualcosina di più, alla fine è andata così, ci prendiamo questo punto e cerchiamo di continuare questa striscia di risultati, insomma. In realtà in seguito alla prima giornata del campionato, in seguito a vari ripetuti infortuni che ho avuto, pensavo fosse il caso insomma di allontanarmi un po'. Sono rientrato piano piano con l'Eurobet, poi abbiamo deciso consensualmente insomma, di fare questa scelta anche per consentirmi di riprendere insomma, un po' il ritmo perché effettivamente è tanto che sto fuori e con questo livello della Lega non è facile, quindi è stata una scelta voluta e sì, sta lontano dai campi, effettivamente non riesco a stare per un periodo di tempo prolungato.